Buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione di Antenna 3 anche oggi insieme per raccontare quello che accade nel nostro territorio, e dunque siamo al 9 di gennaio e domani è il giorno, è il D-Day del ritorno a scuola, ne parleremo fra pochissimo. Nel frattempo 13.973 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino regionale, con 19 decessi registrati. C'è una importante novità che è arrivata poco fa dal Ministero dei Trasporti e che riguarda il tema delle isole minori e quindi anche le isole della Laguna di Venezia. Sapete, abbiamo raccontato anche in questi giorni il disagio, le difficoltà, le richieste anche da parte del Comune di Venezia di arrivare a una deroga per le isole. Il problema qual è? È il Super Green Pass obbligatorio anche nei mezzi pubblici a partire da domani, quindi con il rischio di tenere bloccati di fatto le persone che abitano nelle isole. C'è una ordinanza di oggi del Ministero dei Trasporti che dice: per i soli motivi di salute e di studio, quindi anche la scuola, l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori è possibile con il Green Pass base per le isole, e quindi non rafforzato, fino al 10 di febbraio. Un'ordinanza che sarà operativa da domani e fino al 10 di febbraio, quindi una durata di un mese di tempo per motivi di salute e di studio. L'ordinanza, che decorre appunto a partire da domani fino al 10 febbraio, prevede che il Green Pass base, per intenderci quello per il quale basta anche soltanto il tampone, Green Pass base per accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia, per documentati motivi di salute e di frequenza per gli studenti di età pari o superiori ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, quindi l'obbligo delle FFP2, però da domani e fino al 10 di febbraio per le isole c'è questa sorta di deroga per motivi di salute e di studio. Questo è importante, insomma, perché era una problematica notevole sollevata in questi giorni. Allora, dicevamo, domani inizia la scuola, una scuola che inizia con tanti dubbi, anche paure, e allora per cercare di capire qualcosa di più di quello che accadrà da domani abbiamo con noi, la ringrazio per essere con noi, il dirigente scolastico regionale, dottoressa Carmela Palumbo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, un secondo soltanto, perché lancio anche il sondaggio che lanciamo già oggi e che avrà il suo risultato, il suo esito finale domani sera a Ring con Ferdinando Avarino, che è proprio incentrato sulla scuola. Vi chiediamo, scuola, era giusto chiudere? Fra poco vedremo anche la grafica del sondaggio. Come sempre, se volete chiamare per dire la vostra, 0422 162 6691. Se invece per voi non era giusto chiudere, 0422 162 6690, e quindi con questa vostra, eccola qui, ecco, questa è la grafica giusta, chiamata gratuita come sempre, non preoccupatevi se sentite il telefono occupato, la vostra scelta viene registrata comunque, lo lanciamo già oggi, continuerà il sondaggio anche nell'intera giornata di domani, e poi domani sera a Ring vedremo quale sarà la vostra opinione. Chiudere sta per slittare, insomma, la richiesta di questi giorni di attendere, visto che siamo in un momento molto particolare. Allora, la prima domanda che le faccio è, non so se potrà rispondermi, ma personalmente lei come la vede? Era giusto chiudere? No, lei dice giusto. Io sono un funzionario dello Stato, quindi non sta a me dare questo tipo di risposte, nel senso che sono decisioni che appunto il governo ha assunto, ovviamente valutando moltissimi parametri molto importanti per diciamo tenere le scuole aperte. Quello che non ci possiamo nascondere sono ovviamente le difficoltà di gestione alle quali andranno incontro le scuole nelle prossime settimane. Allora, il primo tema fondamentale, abbiamo raccontato anche in questi giorni, è la questione degli insegnanti, tra non vaccinati e magari in quarantena. Da domani c'è il rischio che non siano garantite le lezioni in alcune scuole?
E più che altro c'è il rischio di una situazione un po' intermittente, quindi con classi coperte, classi con alcuni insegnanti sì, altri no, quindi con orari anche ridotti, perché ovviamente la situazione, abbiamo detto, è molto fluida, bisogna vedere a domani quali saranno effettivamente i docenti in presenza e quali invece in situazioni di quarantena o di isolamento. Ovviamente la cosa riguarda anche il personale non docente, di cui si parla meno, ma è una componente importante ovviamente per la gestione e per la prosecuzione delle attività delle scuole. Pensiamo anche ai collaboratori scolastici, banalmente anche solo l'apertura e la chiusura dell'edificio nei piccoli plessi può, diciamo così, anche essere messa a rischio se viene meno questa componente. C'è una stima a spanne ovviamente di quanti insegnanti potrebbero non essere pronti domani e anche per quanto riguarda il personale scolastico in Veneto? Ma credo che diciamo, la stima più prudenziale sia in ordine al 10% degli operatori, quindi siccome in tutto siamo su 80.000 operatori tra personale docente, non docente, supplenti eccetera, mettendo dentro tutti siamo circa su 80.000 unità, quindi possiamo stimare che minimo avremo 8.000 sostituzioni da fare, ma è, ripeto, una stima prudenziale per due motivi: sia perché ci sono scuole che già ci hanno segnalato invece situazioni molto più pesanti, quindi con diciamo assenze che arrivano in alcuni casi anche a qualche punta del 30%, allora voi capite che è problematico quando hai il 30% di assenze, e sia perché in realtà il picco dei contagi sembra che sia previsto intorno diciamo a metà gennaio, da quello che mi sembra di capire anche nella nostra regione, quindi avremo anche un aumento probabilmente dell'incidenza del Covid, diciamo, sulle assenze del personale e ovviamente anche degli studenti, perché ricordiamocelo, poi la classe è fatta non solo dai docenti ma anche dagli studenti, e quindi ci sarà anche da applicare quel famoso protocollo, diciamo, differenziato per ordine di scuola. Ecco, fra poco ci arriviamo, lo so che non è facile, le chiedo sempre qualche cifra, qualche percentuale, sempre a spanne. Questa situazione fluida che diceva lei, ha qualche zona del Veneto più problematica? Lei parlava di punte anche di 30% di assenti, ci sono zone più problematiche di altri o è eterogenea o è omogenea? No, non parlerei di zone, ma parlerei proprio di classi, ecco, di singole classi. Per esempio mi sembra che c'è stato anche un comune diciamo del Lago di Garda, adesso non ricordo. Sì, Torre del Benaco, nel Veronese, esatto. Torre del Benaco, esatto, dove addirittura il sindaco, certo, proprio in relazione alla situazione dei contagi, ha disposto comunque lo slittamento per ragioni sanitarie. Quindi ci sono più che altro alcuni contesti, non c'è diciamo, una provincia che spicca rispetto alle altre, ma singole situazioni. Questo per quanto riguarda la presenza o meno degli insegnanti e del personale scolastico. Poi c'è l'altro fronte, che è quello di riuscire a garantire il testing per tutti e nelle modalità che chiede il governo. È un tema sollevato in questi giorni dal governatore Zaia. Abbiamo raccontato in questi giorni anche le difficoltà dei prestiti, la famosa lettera al governo per arrivare con la DAD fino al 31 di gennaio. Allora, il governatore Zaia l'ha detto, insomma, il testing così come viene chiesto sarà di fatto impossibile. E poi c'è la famosa differenziazione che riguarda medie e superiori nel caso di 2 positivi in classe con la DAD mista con la presenza. Come si riuscirà concretamente a mettere in atto questo? Allora, prima di tutto diciamo la questione del doppio test al tempo 0 e al famoso tempo 5, quindi immediatamente poi dopo 5 giorni, riguarda la scuola primaria. Già le ASL e i governatori hanno detto ampiamente al governo che non erano in grado di garantire questo tipo di tracciamento e questa disposizione è stata comunque riconfermata per la primaria, quindi bisogna vedere se in concreto le nostre ASL sono in grado di attuarla così come prevista. Ma mi pare di no, insomma, almeno dalle premesse che ci sono. Poi c'è la gestione molto più complessa del protocollo per quanto riguarda la scuola media e la scuola superiore, quindi una fetta molto importante, perché diciamo le casistiche più semplici sono
un caso positivo, 3 casi positivi, e queste sono semplici perché un caso positivo tutti in presenza, 3 casi positivi tutti in DAD. Il problema avviene quando ci sono i 2 casi positivi, perché lì diciamo c'è un differente trattamento, come dire, degli studenti, sia sotto il profilo di autosorveglianza, quarantena, che della presenza o meno in classe. La distinzione viene fatta tra, diciamo, vaccinati con ciclo primario, quindi prima seconda dose, o booster diciamo da non meno di 120 giorni e guariti da non meno di 120 giorni, e invece e tutti gli altri sostanzialmente, perché solo chi si trova nella prima casistica ha diritto di stare in presenza. Ovviamente l'accertamento di questa situazione da un'ultima circolare sembra diciamo messo in capo ai dirigenti scolastici. Io ho qualche dubbio, ci sono dei profili di privacy molto delicati da gestire, di cui parlerò in una conferenza di servizio che a breve organizzeremo con i dirigenti scolastici. Quindi bisogna parlare proprio con loro per capire come gestire questo. In sostanza ci sono 2 casi positivi, medie e superiori, parliamo delle medie e superiori, il gruppo delle persone non vaccinate, gli alunni non vaccinati dovranno seguire la lezione in DAD e gli altri in classe, quindi dovrà essere, le diceva lei, c'è un problema di privacy, c'è un problema di distinzione, questo è il concetto, come riuscire... Certo, ma anche di capire chi diciamo deve dare le disposizioni, perché le prime disposizioni sono quelle di tipo sanitario, quindi chi viene legittimamente può venire a conoscenza e quindi trattare questi dati, che sono i dati sanitari della vaccinazione, sono le ASL, non le scuole. Ecco, così come è strutturato il nuovo decreto legge, apre una questione un po' giuridica che qui forse non è il caso di illustrare, e di cui invece vorrò parlare meglio con i dirigenti scolastici, perché credo che debbano essere tutelati anche nelle loro poi responsabilità. Qual è il rischio? Qual è il rischio? Ma il rischio è di fare un trattamento, diciamo, non autorizzato dei dati personali, cioè al di là di quello che la norma strettamente prevede, e quindi è su questo che ovviamente bisognerà discutere con loro. C'è in sostanza il rischio che un preside possa venire in qualche modo denunciato da qualche genitore o comunque messo a capo di una decisione che ci possano essere esposti al garante della privacy, che ovviamente poi è deputato nel caso di violazioni a erogare delle multe, che sono delle multe anche molto consistenti. Ecco, quindi bisogna, diciamo, perimetrare bene quello che è l'ambito dei poteri che i dirigenti scolastici hanno, e questo servirà soprattutto l'incontro che faremo. Quando lo farà? Giusto per essere... Penso proprio martedì. Poi, sempre su questo fronte, c'è anche al di là della questione molto delicata, come diceva lei, del trattamento dei dati sensibili, anche la concretezza, cioè ci troveremo, in questo caso ipotetico, sperando che non accada mai o accada raramente, dei 2, dobbiamo augurarci che ce ne siano o 1 o 3, mai 2, questo è il concetto di base, che ci sia una classe con alcuni ragazzi in classe e altri al computer di fatto, e quindi l'insegnante dovrà gestire i ragazzi al computer e i ragazzi in classe contemporaneamente. Sì, allora si chiede, diciamo, un forte strabismo ai docenti. È noto che una cosa è gestire diciamo, degli alunni da remoto, fare lezione da remoto, anche in termini di tempistica delle lezioni. Quando sei da remoto devi essere molto più conciso, devi usare materiale diciamo anche visivamente da consegnare ai ragazzi. Quando sei in presenza cambia proprio il setting d'aula, quindi è difficilissimo gestire dal punto di vista didattico parte degli alunni da remoto, parte in presenza. Rischi o di privilegiare solo quelli in presenza e di fare una lezione, diciamo, impostata su di loro, su chi è in presenza, oppure di guardare a chi è da remoto e magari la modalità non è adatta per chi è in presenza. Poi c'è anche un discorso di complessità tecnica, perché ovviamente devi fare anche c'è l'aspetto del collegamento, no, con gli studenti che stanno da remoto, ma su questo le scuole sono già più attrezzate. Di cosa ha più timore? Ma più che timore indubbiamente ci sarà da gestire
una grande complessità. Per carità, le scuole ormai purtroppo da 2 anni, i dirigenti scolastici in particolare, ma tutto il personale diciamo, è anche un po' forse abituato a questa situazione diciamo, di continua emergenza e di continua incertezza. Il rischio è che, detta proprio molto francamente, che nonostante tutto questo sacrificio e questo diciamo, volume smisurato di organizzazione che bisogna mettere in piedi, poi la ricaduta effettiva sulla didattica sia deludente. Cioè se noi non riusciamo a creare una situazione di tranquillità, di continuità di gestione, banalmente anche il fatto di avere tanti supplenti chiaramente interrompe la continuità didattica. Sì, si sta in classe, ma che didattica si fa? Ecco, questa è un po' la preoccupazione principale. Cosa si sente di dire agli insegnanti e al personale scolastico? Ma è difficile, noi ovviamente abbiamo un dialogo continuativo, siamo funzionari pubblici, quindi dobbiamo veramente dare fondo a tutte le nostre capacità, non solo tecniche, dico io in questo momento, ma anche alla nostra tenuta etica, morale, ecco, per portare avanti comunque questo servizio pubblico importantissimo che ci è affidato. L'ultima cosa dice invece ai ragazzi e soprattutto ai genitori dei ragazzi a partire da domani? Sì, diciamo 2 cose fondamentalmente. Uno, di proseguire con le vaccinazioni per i più piccoli, che sono ancora diciamo a livello basso, credo siamo sull'11% nella nostra regione, ovviamente, e di farlo con fiducia. Dall'altro canto, ovviamente, per i più grandi, 12-19 anni, mi pare che per molti sia l'ora del booster, quindi anche lì considerare questo, e questo sul fronte, diciamo, vaccinale. Poi, ovviamente, l'altra raccomandazione è di, diciamo, non avere un atteggiamento positivo verso la scuola, ma di massima collaborazione per quanto possibile, di tenersi molto informati, di guardare le comunicazioni, il registro di classe, perché purtroppo per forza di cose i dirigenti potranno essere messi diciamo, nella situazione di dover dare comunicazioni molto rapide, anche molto con cambiamenti di scenario che vanno da un giorno all'altro. Quindi prestare molta attenzione anche alle comunicazioni scuola-famiglia. Benissimo, grazie alla dottoressa Palumbo. Allora da domani inizia un altro tour de force come se non ce ne fossero stati da 2 anni a questa parte. Grazie davvero e buon lavoro. Ora ci risentiremo, ci riaggiorneremo anche per raccontare magari nelle prossime settimane come è andato questo ritorno a scuola. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Così dunque la dirigente scolastica regionale Carmela Palumbo. Avete sentito, insomma, la situazione è complessa ed andrà affrontata a più livelli. Lo ha detto la dottoressa Palumbo, l'appello ai genitori della fascia 5-11 anni: continuate a far vaccinare i vostri bambini, è un primo step fondamentale. Allora oggi in tutto il Veneto c'è il Vax Day, l'Open Day per le vaccinazioni ad accesso libero per la fascia 5-11 anni in vari hub della regione. Nella Marca trevigiana l'Open Day si è svolto e si sta svolgendo a San Vendemiano, appunto della Marca. Per noi lo ha seguito Christian Arboit, che è in collegamento in diretta. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori di Antenna 3. Come ben dicevi, l'Open Day questa mattina vaccinale ha interessato la sede di San Vendemiano, che come sapete è una nuova sede vaccinale molto funzionale, facilmente raggiungibile e con spazi di tutto rispetto. L'afflusso è stato importante fin dalla prima parte della mattinata, tante le famiglie anche con più figli, a seguito di diverse età, dai più piccoli 5 anni fino ai più grandicelli, quindi i prossimi teenager. Non ci sono stati particolari problemi, diciamo che il flusso è stato considerevole verso le 9:30, poi in qualche modo si è normalizzato. Open Day e poi sedute vaccinali già prenotate. L'interesse dei genitori è ovviamente quello di mettere in sicurezza i figli, soprattutto in vista
di un rientro in classe con 1000 interrogativi, ma ne parlavi con la tua ospite, con Carmela Palumbo. Diciamo che molti genitori con cui ho parlato questa mattina hanno scelto di fidarsi di fatto della scienza, di fidarsi dell'appello dei pediatri, soprattutto dei pediatri di libera scelta. Oggi pomeriggio ce ne saranno diversi che si alterneranno e che quindi andranno ad affiancare il personale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Ho parlato anche con gli stessi bambini che hanno ricevuto un attestato di coraggio, ma insomma è già da qualche settimana che una volta avvenuta la vaccinazione i bambini conseguono questo diploma. Per tutti, devo dire la verità, Nicola, l'interesse è quello di rientrare in classe. Ho fatto qualche battuta anche con dei bambini delle elementari e dicono no, noi vogliamo ritornare in classe, vogliamo vedere fisicamente i nostri compagni, le nostre compagne. Stare a casa non è evidentemente la stessa cosa. Nel pomeriggio poi l'ULSS 2 farà il punto anche sui numeri. Comunque ti posso già dire che l'afflusso è stato considerevole. Calcolo ovviamente che poi ogni ULSS ha allestito il proprio Vax Point per l'Open Day. Per esempio a Padova, in azienda ospedaliera, anche qui entreranno operativi i pediatri di libera scelta, perché non si vuole soltanto vaccinare, l'esigenza è anche quella di continuare nell'opera di sensibilizzazione e di informazione. Fa particolarmente paura, ne ho parlato questa mattina con un pediatra, con il dottor Ongaro, fanno particolarmente paura le conseguenze del Covid, il long Covid che è particolarmente complesso sui bambini e che può sfociare in un caso su 1000 positivi anche nella MIS-C, la sindrome appunto infiammatoria. Quindi gli elementi sono tanti: garantire sicurezza evidentemente ai bambini e ai loro familiari, ma anche garantire un rientro in classe in sicurezza e allontanare il più possibile questo spauracchio della DAD, che è uno spauracchio non solo per i bambini, per gli studenti, per i piccoli allievi, ma anche per i genitori. Resta un attimo in linea perché a proposito di Covid Point, a proposito di vaccinazione, un danneggiamento è avvenuto nottetempo presso il Covid Point di Dosson di Casier. C'è un'immagine dei carabinieri di Treviso. Ignoti hanno rotto infatti il vetro di una finestrella e tentato di forzare senza riuscirci la serratura del container per l'accettazione dei vaccinandi, sito all'esterno del centro. Ha sportato anche un estintore dalla vicina tensostruttura, aperta non con le porte, e 2 transenne utilizzate per incanalare gli accessi in strada sono state rinvenute nel fossato adiacente alla strada. Nessun danno alla struttura del centro. Sul posto i carabinieri della compagnia di Treviso che indagano sulla vicenda, quindi un nuovo caso di danneggiamento in una sede vaccinale. Cristian, tu oggi ti occupi anche di un'altra cosa, ne parleremo nel nostro telegiornale di Treviso, e cioè di una raffica di furti avvenuti nelle ultime ore in diverse zone della Marca, è così? Sì, c'è anche questo aspetto di cronaca. Poi ti riporto su un altro danneggiamento avvenuto probabilmente nelle scorse ore. La cronaca ci dice che si sono registrati nella serata di ieri furti e tentati furti soprattutto nella zona lungo affacciata sulla Treviso Mare, quindi parliamo di Cendon, di Silea, San Cipriano di Roncade, luoghi che sono noti alle cronache. In un caso specifico che ho già verificato e appurato, ladri si sono introdotti ieri sera verso le 18, le 17:30, le 18:30, la fascia oraria classica, in un'abitazione di via Malviste. Siamo a Cendon appunto di Silea e siamo veramente a poche centinaia di metri, forse a poche decine di metri dalla Treviso Mare, quindi una delle vie di fuga privilegiate da parte dei delinquenti. In questo caso ignoti si sono introdotti in questa abitazione, hanno asportato 3 anelli d'oro e probabilmente si sono messi in fuga
quando hanno sentito che i legittimi proprietari stavano rientrando in casa. Non c'è stato nessun incontro, nessuna colluttazione, ma comunque sono state fasi molto delicate. Questa sera ve le racconteremo nel dettaglio. Ci sono stati movimenti che stiamo verificando appunto in zona San Cipriano di Roncade, ma anche nella zona di Preganziol, particolarmente battuta nelle ultime settimane, accanto a quella di Mogliano, dove, come ben sai, tra novembre e dicembre avevamo assistito a quell'escalation di colpi in villa. Da ultimo, rimanendo in tema di danneggiamenti, ti ho mandato delle immagini. Eccole qua, le vediamo fra pochissimo, eccole qua. Te le mostro dal vivo, ecco. Mi trovo qui a Porta San Tommaso a Treviso, dove per l'appunto c'è un'indignazione anche abbastanza feroce, ti devo dire giustamente, nei confronti di questo sfregio, perché uno dei leoni caratteristici della porta tanto cara ai trevigiani è stato vandalizzato, è stato imbrattato con un assurdo, inutile colore bluastro. Ecco, e questo te lo mostro in diretta, siamo qua, comunque vedo che hai già le immagini, è il risultato. Ho fermato un po' di gente e tutti alla vista di questo obbrobrio si sono ovviamente indignati. L'indignazione corre anche via web, perché poco fa, in tarda mattinata, lo stesso sindaco di Treviso, Mario Conte, ha parlato di uno sfregio per la città. Anche qui i trevigiani dicono: ma sta gente non ha di meglio da fare, vengano presi e almeno ripuliscano e mettano a posto il danno fatto. Questa è la cronaca, perlomeno al momento di giornata, Nicola. Benissimo, grazie a Christian Arboit. Allora questa sera poi parleremo anche di tutti questi temi, non solo della vaccinazione bimbi 5-11 anni, ma anche di questo sfregio, del danneggiamento al Covid Point di Dosson di Casier e poi anche di una raffica di furti che c'è stata nella Marca nelle ultime ore. Adesso pochi istanti di pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. C'è un aggiornamento di cronaca che viene dal Veronese. È stato trovato morto in un tratto scosceso del sentiero che sale al rifugio Telegrafo sul Monte Baldo in Lessinia un escursionista mantovano 54enne del quale da ieri si erano perse le tracce. Il corpo è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino di Verona, allertato dai carabinieri che avevano trovato l'auto dell'uomo parcheggiata nei pressi di un tornante della strada che da Novezza conduce al sentiero delle Creste del Baldo e verso il rifugio Telegrafo. Dunque purtroppo un 54enne che ha perso la vita durante un'escursione scivolato sul sentiero innevato. Torniamo a parlare di Covid, ma non solo. Ringrazio il nostro prossimo ospite, lo saluto e buongiorno. Pietro Maschio, buongiorno. Buongiorno a voi. Imprenditore e co-presidente dell'Imoco Volley di Conegliano. Allora, con lei affrontiamo due temi. Il primo ovviamente riguarda la stretta cronaca di questi giorni, e cioè l'obbligo del Super Green Pass al lavoro a partire dal 15 di febbraio. Abbiamo raccontato in questi giorni anche i timori un po' delle imprese, delle categorie, dei sindacati, soprattutto per le piccole imprese e per l'edilizia. Allora, da imprenditore come commenta insomma l'introduzione dell'obbligo del Super Green Pass, di fatto quindi la vaccinazione per i lavoratori over 50 fra poco più di un mese? Ma guardi, sicuramente può spaventare, perché obbliga tutta una fascia di popolazione a vaccinarsi per forza, però secondo me io lo vedo come un aspetto positivo. Perché ho provato sulla mia pelle cos'è il Covid, i miei familiari l'hanno provato, i miei amici lo hanno provato, mi sono mancate persone a causa del Covid e ho sofferto lavorativamente a causa del Covid, quindi dal mio punto di vista sarei stato ancora più stringente. Quindi avrebbe chiesto qualcosa di più, cosa avrebbe chiesto? Avrei abbassato addirittura la fascia d'età, rendendo obbligatorio magari dai 30 o addirittura ai 40 anni la vaccinazione, perché oggi come oggi la dimostrazione che è l'unica soluzione per uscire da questa situazione.
Ci sono però delle imprese, soprattutto quelle piccole, che magari hanno pochi dipendenti, che rischiano di trovarsi al palo. Come si può, secondo lei, uscire da questa situazione? Bisogna dare flessibilità a queste persone, a queste aziende, di poter assumere fin tanto che poi il lavoratore torna al lavoro finita l'emergenza. Mi rendo conto che da qualsiasi parte si guardi a questa cosa ci sono delle problematiche, però l'unica vera soluzione è quella di riuscire a uscire da questa pandemia, perché non si può vivere in questa maniera portando le mascherine all'aperto, portando l'FFP2 all'interno dei palazzetti, mascherine normali, non normali. Bisogna tornare a uno stato di normalità e oggi il vaccino è l'unica maniera. Senta, lo ha accennato lei prima, quindi non mi sarei permesso se non l'avesse accennato lei. È stato difficile il periodo con il Covid? Difficilissimo, sia da un punto di vista lavorativo, perché nel mio caso noi abbiamo avuto gran parte delle nostre aziende chiuse per 8 mesi e mezzo, completamente chiuse, e invece dal punto di vista sportivo altrettanto, perché una delle cose più importanti, se non l'aspetto più bello della nostra avventura sportiva, è proprio la coesione e la partecipazione di tutti quanti, e vederci chiuso il palazzetto dove mediamente ospitiamo più di 100.000 persone all'anno, per noi è stato un colpo al cuore. Speriamo di poter tornare alla normalità il prima possibile. Peraltro adesso i palazzetti hanno di nuovo il 35%. Qualche giorno fa parlavamo con Pierpaolo Zanasi, che è il team manager dell'Imoco Volley. Era il giorno dopo la decisione, per cui si diceva adesso dovremmo organizzare anche dovremmo organizzare un po' come dire la distribuzione, l'informazione soprattutto con i nostri tifosi. Come sta andando questa organizzazione? I tifosi non la stanno prendendo bene sicuramente, perché questa situazione di tira e molla non piace a nessuno, perché stanno facendo dei sacrifici per poter continuare a venire a vedere le ragazze, perché in questo momento della nostra storia sportiva siamo anche in un momento estremamente positivo, però mi rendo conto e mi medesimo nei loro panni, non sono felici della situazione, tant'è anche sono venuti a Roma a vedere le Final Four nonostante ci sono state molte limitazioni di posti, di spazio, di tempistiche. Bisogna portare pazienza, devono capire che non è colpa nostra, facciamo il massimo per metterli nelle condizioni di poter venire in sicurezza al palazzetto, e speriamo che si torni ad allentare questa situazione il prima possibile. L'ha accennato lei, le Final Four, e allora questa è stata la settimana della grande vittoria in Coppa Italia, una finale davvero stupenda per emozioni, con quella rimonta incredibile, poi la premiazione davanti al presidente Mattarella. Magari molti pensavano che il logorio dopo più di 2 anni di dominio, magari anche le distrazioni un po' sul mercato, sul futuro magari della Stella Paola Egonu, la sconfitta poi nel mondiale per club, molti magari pensavano che l'imbattibilità o comunque la forza delle Pantere fosse erosa in qualche modo, e poi arriva questa altra vittoria. Insomma, che significato ha questa vittoria in particolare della Coppa Italia? Vale doppio, uno perché veniamo da una sconfitta del mondiale che ancora ci brucia, quindi riuscire a ripartire ed avere la possibilità di rimetterci in gioco subito in un trofeo e addirittura vincerlo ci è servito per riacquistare energia. L'abbiamo fatto davanti al Presidente della Repubblica, quindi un motivo d'orgoglio, e per come è venuta la vittoria sotto 2-0 e poi vinta 3-2, forse, anzi sicuramente è stata la vittoria più bella, il trofeo più bello fino a questo punto. Cosa pensava quando eravate sotto 2-0? Sinceramente. Io onestamente ci credevo, ero consapevole che non potevamo più sbagliare, però ero anche consapevole che noi non stavamo giocando la nostra pallavolo e potevamo dare molto di più. Infatti poi dal terzo set siamo entrati in campo con quella che solitamente è la nostra formazione tipo, nonostante gli acciacchi vari che abbiamo, e siamo riusciti a ritrovare quell'equilibrio che c'era mancato nella parte iniziale del match. Le ragazze cosa hanno detto? Le ragazze hanno festeggiato tantissimo, più del solito, perché anche loro ne avevano bisogno, perché, ripeto, la sconfitta di Ankara, nonostante abbiamo trovato di fronte una squadra fortissima contro un palazzetto caldissimo e tutto il resto, era comunque una manifestazione alla quale noi tenevamo molto e ci credevamo anche. Quindi la sconfitta bruciava ancora.
Senta, c'è questa nube però che aleggia, insomma se ne parla, l'addio di Paola Egonu, e quindi forse una stagione poi prossima da ricostruire, da rivedere, insomma come state gestendo questa cosa? Si sta già pensando al dopo Paola Egonu? Sì, ma Paola è un atleta che ha richieste costantemente dal giorno stesso che è arrivata da noi 3 anni fa, quindi viviamo ormai consapevolmente e sapendo che questa situazione c'è quotidianamente. Faccio solo un appunto: noi riuscivamo ad alzare dei trofei prima di Paola e spero che riusciremo a farlo anche successivamente. Qualora decidesse di andare via, sicuramente saremo di nuovo ai nastri di partenza competitivi come prima. Quanto c'è di vero in queste voci? Ci stanno provando sicuramente, quest'anno sono ancora più agguerriti del solito perché sono stufi di perdere, quindi ci proveranno sicuramente. Senta, vorrebbe ripartire una nuova striscia di vittorie consecutive dopo quella record di sempre, quella record all time, oppure è meglio giocare una partita alla volta? Una partita alla volta. Quella striscia è stata molto bella, rimarrà nella storia spero per molto tempo, però c'è stata anche molta pressione nel gruppo squadra, quindi siamo contenti di averla raggiunta, ma preferiamo concentrarci sulle manifestazioni sportive e magari sulla possibilità di giocare delle finali e perché no, di alzare ancora qualche trofeo prossimamente. Grazie allora, grazie a Pietro Maschio, grazie e buon lavoro sia come imprenditore ovviamente sia come co-presidente dell'Imoco Volley di Conegliano, e quindi ci rivedremo sicuramente al prossimo trofeo dell'Imoco che non mancherà ovviamente. Grazie. Grazie mille, buona giornata. Grazie a lei. Allora, torniamo a parlare del Covid. Abbiamo parlato con il dirigente scolastico regionale Carmela Palumbo in apertura della nostra prima edizione. Le difficoltà, le complessità da affrontare da domani, e poi però c'è ovviamente lo spettro inevitabile della DAD. E allora da Padova l'allarme degli psicologi con un ritorno della DAD che farebbe danni gravissimi se non li ha già fatti ai ragazzi. Vediamo allora cosa dicono gli psicologi sul ritorno eventuale della DAD. Sicuramente la DAD è uno strumento che rispetto alla didattica tradizionale ha una serie di importanti limitazioni e le abbiamo viste appunto durante gli ultimi 2 anni, e quindi sicuramente la DAD è uno strumento che va utilizzato solo in situazioni di assoluta necessità. La DAD vista dal presidente dell'Ordine degli Psicologi Veneto alla vigilia della riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia. La preoccupazione è per uno strumento che ha dei limiti evidenti e che rischiano di aumentare i divari tra gli studenti. La DAD sicuramente presenta una serie di limitazioni importanti, in particolare nel lasciare ogni studente nella sua casa, nel suo contesto, con una riduzione di quelli che sono i collegamenti sociali e le reti sociali abituali all'interno appunto del gruppo classe. E questa è una limitazione importante. Oltretutto per i bambini più piccoli della scuola primaria, ad esempio, impatta anche in maniera importante sulle famiglie. I danni legati alla sospensione delle attività formative non sono immediati, chiedono anche 2 o 3 anni per emergere. I bambini i ragazzini che avevano magari delle difficoltà pregresse più importanti avranno un effetto negativo maggiore. Quelli che invece hanno buone reti familiari, non hanno bisogni educativi speciali e sono seguiti sufficientemente bene, avranno un effetto negativo minore. Questi anni di pandemia hanno comunque mostrato come bambini e ragazzi abbiano maggior capacità di adattamento alle situazioni emergenziali degli adulti. Un supporto psicologico all'interno delle scuole potrebbe aiutare giovani e giovanissimi. Un progetto era stato attivato per lo scorso anno scolastico. Purtroppo da questo non tutte le scuole lo hanno riprogrammato. Una alternativa possibile poteva essere quella di ragionare su un tempo di 1 o 2 settimane di DAD ben organizzata in questo momento, in modo tale da passare e far raffreddare il picco epidemico dei numeri enormi dei 200.000 contagi quotidiani di adesso, organizzandolo in maniera chiara, con un bel patto formativo con le famiglie e con il sistema scolastico, invece di trovarsi, appunto, come è probabile che ci si troverà in molte situazioni, già fra pochi giorni, con 1 o 2 positivi per classi, vista l'incidenza che c'è in questo momento a livello di popolazione, e di trovarsi in una lunga e complessa, confusa, caotica serie di situazioni di DAD eterogenee che attraverseranno trasversalmente il sistema regionale Veneto e tutto il sistema nazionale, creando molta più confusione, molta più ansia e molta più incertezza di quella che ci sarebbe stato con un patto chiaro e ben strutturato fin dall'inizio, ben focalizzato su un paio di settimane.
Questo dunque l'opinione degli psicologi sul ritorno della DAD. E poi allora ne abbiamo parlato anche poco fa con la dottoressa Palumbo, i presidi che avevano mandato quella lettera per chiedere la DAD fino al 31 di gennaio. Vediamo i presidi alla vigilia della scuola e poi i nostri ospiti che sono arrivati. I presidi. Ci sono anche 11 dirigenti scolastici di 7 istituti comprensivi e 4 scuole superiori della Marca, tra i presidi, centinaia in tutta Italia, che hanno sottoscritto una lettera inviata al governo nella quale si chiede, al termine delle vacanze di Natale, di non riprendere con le lezioni in presenza, ma di proseguire con la DAD fino alla fine di gennaio. Ad aver sottoscritto la missiva anche la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave. Noi pensavamo che qualche settimana di DAD potrebbe garantire innanzitutto la riorganizzazione delle attività, si pensi alle chiamate dei supplenti. Come prospettato ieri dal presidente Zaia, la ripresa delle lezioni sarà all'insegna del caos. Per la prossima settimana infatti registriamo già numerose assenze di docenti che hanno comunicato il loro stato di positività e quindi assenze che, ricordiamo, si aggiungono a quelle del personale Novax che è stato sospeso dal servizio. In questi 2 anni di pandemia i dirigenti scolastici hanno messo il massimo impegno, ma ora, alla luce dell'attuale situazione, l'organizzazione diventa molto complessa, spiega la preside di Ponte di Piave. Di fronte alla situazione attuale non sappiamo proprio come operare, infatti si prospettano classi prive di sorveglianza per assenza di personale scolastico, classi divise tra alunni vaccinati che saranno in presenza e alunni non vaccinati che saranno invece a distanza. I docenti non riescono neanche a gestire una classe metà in presenza e metà in collegamento telematico. Mancano anche i dispositivi di protezione. Non abbiamo ancora le FFP2 che devono essere consegnate dal Ministero. Il rischio è che il 10 gennaio si riaprano le scuole, con i presidi però costretti pochi giorni dopo a ricorrere comunque alla DAD. Però questa volta ragazzi in DAD in quarantena a causa di casi di positività all'interno della classe. Preservare il valore della scuola rimane per i dirigenti una priorità. L'obiettivo principale per la scuola è quello di garantire la didattica in presenza, ma una didattica in piena sicurezza. Allo stato attuale le prospettive ovviamente non sono delle migliori. Intanto sulla riapertura delle scuole interviene anche la rete Studenti Medi Veneto, critica verso le nuove linee guida Covid del governo, dicendosi preoccupata per un ritorno alla DAD. Diritto allo studio, alla salute e all'impatto psicologico sono le priorità da tutelare secondo i giovani. Come sapete poi questa lettera non ha trovato risposta, o meglio ha trovato la risposta del Ministro che ha detto si parte comunque il 10. Abbiamo parlato con la dirigente scolastica provinciale Carmela Palumbo in apertura della nostra prima edizione spiegando quali sono le complessità a partire da domani, l'assenza anche di docenti e di personale scolastico perché non vaccinato, perché in quarantena e quindi alcune realtà molto critiche, la difficoltà della gestione della DAD per non vaccinati tra medie e superiori, sia per i presidi che dovranno gestirla, sia per gli insegnanti che dovranno poi metterla in pratica, questa didattica mista DAD in presenza nelle scuole, e quindi la difficoltà delle scuole, che resta il tema principale e dalla quale partiamo con i nostri prossimi ospiti, che saluto e ringrazio. Gianangelo Boff della Lega, buongiorno, buona domenica. Buona domenica a voi, buona domenica ai telespettatori. E Giovanni Zorzi del Partito Democratico, buongiorno. Sì, buongiorno, buon inizio d'anno nuovo a tutti. Allora, giocoforza, il tema principale è questo. Boff, come la vede da domani la scuola? Lo stiamo chiedendo anche nel nostro sondaggio, era meglio aspettare, come chiedono i presidi, almeno con la DAD, alcuni dicevano addirittura di posticipare l'inizio della scuola, era uno dei desiderata anche delle regioni e anche di Zaia. Come si parte da domani e cosa bisognava fare secondo lei di diverso, se bisognava fare qualcosa di diverso? Ma diciamo per la gestione di una dinamica come quella della pandemia bisogna affidarsi a quello che ci dice la scienza, tant'è che il nostro governatore Zaia ha chiesto appunto di sentire il parere del comitato tecnico scientifico. Noi sicuramente la pandemia c'è ancora, il virus c'è ancora,
però dobbiamo ricordare anche che rispetto a quelle che era la pandemia l'anno scorso, 2 anni fa, siamo in una situazione completamente diversa, la gente può muoversi di più, anche se con qualche limitazione comunque le attività sono aperte, si lavora eccetera, quindi alla scuola ovviamente è ovvio che c'è l'aspetto didattico, ma va tenuta in considerazione anche l'aspetto lavorativo dei genitori, cioè se lasciamo a casa i ragazzi in DAD probabilmente creiamo anche un problema poi ai genitori che dopo devono andare a lavorare, quindi la rete dei nonni c'è ma non c'è dappertutto, e quindi c'è il problema anche a chi lasciare i figli e come gestire le cose, quindi nel gestire la pandemia si intersecano diverse problematiche che sono quelle di carattere sanitario, dove bisogna cercare di tenere quanto più basso il numero dei contagi, che è chiaro che in un periodo invernale tende ad alzarsi, è fisiologico, è normale. Bisogna tenere basse la quota delle ospedalizzazioni, perché sono quelle che poi in realtà determinano il problema, ma dall'altra parte abbiamo un paese che già da prima era in serie difficoltà, ha bisogno di andare fuori da questo, fuori dal virus e fuori anche da quelli che sono i problemi organici che l'hanno sempre afflitto, per cui bisogna gestire il compromesso fra queste due cose. Non è facile, perché quando si gestisce un compromesso fra più fattori la soluzione perfetta non esiste. Ogni soluzione è attaccabile, ogni soluzione è opinabile, perché non è ovvio che tiene in considerazione i diversi fattori, quindi se io guardo rispetto esclusivamente al fattore dei contagi posso dire che una soluzione non va bene, se io la guardo esclusivamente dal lato economico posso dire che dal lato sanitario non va bene. In realtà dobbiamo cercare di gestire la cosa nel miglior modo possibile, evitando appunto di arrivare ad intasare quelle che sono poi gli ospedali e le terapie intensive. Abbiamo visto che anche grazie alla vaccinazione comunque chi contrae il virus poi in realtà ha delle conseguenze nella media, diciamo percentualmente molto inferiori rispetto a quelle che erano in passato, e quindi dobbiamo cercare di gestire una situazione che è più leggera rispetto agli anni scorsi, ma il paese ha accelerato, cioè se prima eravamo fermi e gestivamo una pandemia, oggi il paese è in lenta accelerazione, si sta muovendo economicamente, lavorativamente eccetera, ma dobbiamo continuare a gestire la pandemia, quindi se prima avevamo solo la difficoltà della gestione del virus, della gestione dei contagi, delle ospedalizzazioni eccetera, perché per il resto il paese era bloccato, ora abbiamo un paese che è in corsa, sta correndo, sta ripartendo, e dall'altro lato comunque abbiamo ancora la pandemia che in qualche modo dobbiamo gestire, quindi è cioè la situazione non è statica, è una situazione dinamica nel tempo, e quindi le problematiche, la stessa ricetta che valeva per lo stesso periodo dell'anno scorso non vale per quest'anno. Ma lei avrebbe preferito uno slittamento? Avrebbe preferito uno slittamento dell'apertura? Ma intanto secondo me cominciamo ad aprire, perché abbiamo visto anche comunque i contagi tra i ragazzi ci sono, però gli effetti dei contagi sui ragazzi sono abbastanza blandi, non si vedono grandi ospedalizzazioni sui giovani. I criteri per cui le classi vanno in quarantena o vanno in DAD sono cambiati anche quelli rispetto all'anno scorso, per cui vediamo di cominciare, perché ovviamente se noi da domani lasciamo a casa tutti i bambini, voi capite che si crea anche un problema dal lato della produzione, perché chi ha i figli che va a scuola e non ha nessuno che accudisce i figli è costretto a rimanere a casa dal lavoro per guardare i figli. Quindi insomma è un cane che si morde la coda, insomma è un circolo vizioso, questo è il concetto. La soluzione perfetta non c'è, dobbiamo cercare di gestirla nel miglior modo possibile. È ovvio che la scuola ha anche la funzione di, oltre al grande ruolo di insegnamento dei nostri figli che ha, anche comunque cioè le famiglie si organizzano sul fatto che i bambini la mattina vanno a scuola, organizzano la propria vita lavorativa eccetera, cioè se questo viene a mancare si crea un problema e fra virgolette rischieremo di creare un problema ancora peggiore, perché magari poi siamo costretti a lasciare i bambini ai nonni e rischiamo magari di andare a contagiare proprio quella che è la fascia più a rischio e quella che è la fascia che magari va più tutelata in questo momento. Zorzi. Mi sento di condividere le parole di Gianangelo Boff, nel senso che ha inquadrato bene quella che è la complessità della situazione. D'altronde i provvedimenti, le misure assunte dal governo il giorno dell'Epifania
sono state misure adottate all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, quindi dai ministri sia del Partito Democratico che della Lega, e va precisato che quello che è stato assunto dal governo è stato assunto sulla base delle indicazioni del confronto serrato con il Comitato Tecnico Scientifico, quindi non sono delle invenzioni che la politica si è costruita perché vuole mettere in difficoltà le comunità e i cittadini. Questo deve essere chiaro. Così come è chiaro quello che ci trasmettono, comunicano ogni giorno i dati sull'evoluzione del virus. Mi sembra chiaro che se ci fossimo trovati l'anno scorso con una situazione di contagi, con un numero di contagi come quello di questi giorni, a quest'ora saremmo al totale tracollo del sistema sanitario, oltre a un computo di morti nell'ordine di qualche decina di migliaia. Ecco. Quindi è evidente che qualcosa è cambiato, è evidente che i vaccini funzionano e stanno veramente tutelando la vita delle persone. Quindi stiamo entrando in una fase nuova, questo è bene che ce lo diciamo, dall'emergenza a quella che possiamo chiamare la convivenza con questo virus, e di conseguenza la politica tutta, a tutti i livelli, quindi dal livello locale a quello ovviamente nazionale, ha il compito, su indicazione ovviamente, su confronto con la scienza, di mettere in campo le iniziative migliori, necessarie per garantire che le persone possano convivere al meglio con questo virus che sta appunto perdendo, ci auguriamo che questo venga confermato nelle settimane successive, sta perdendo forza. Ecco, sulla scuola l'atteggiamento è questo, nel senso che è evidente che noi dobbiamo assolutamente considerare che la didattica a distanza ha prodotto l'anno scorso dei danni all'apprendimento, dei danni anche alla salute mentale, quindi al benessere psicologico degli studenti non quantificabili ad oggi, e quindi è uno strumento che va in qualche maniera messo non dico in soffitta, ma senz'altro utilizzato solo nei momenti di grave emergenza. Di conseguenza la scuola deve essere aperta. Quello che però serve in questa fase è chiaramente costruire le condizioni perché la scuola possa aprirsi in condizioni di sicurezza, quindi il tema è posto dai presidi, posto dai sindacati, è un tema assolutamente valido. Non sto dicendo che stanno gridando al lupo, sto dicendo che appunto c'è un problema. Abbiamo 1500 tra maestri e professori in Veneto in questo momento sospesi perché appunto non vaccinati, ne abbiamo un numero altrettanto importante di personale in quarantena perché positivo, e quindi il punto è come ci si organizza in questa nuova fase. Quindi saranno chiaramente giorni e settimane di impegno, di riorganizzazione, di fatica senz'altro per tutti, ma credo che la strada da seguire sia questa. Ad esempio accolgo con favore la decisione dell'azienda di trasporti, la MOM, che ha deciso di mettere in campo 40 corse extra domani. Quindi è evidente che noi dobbiamo intervenire in questi termini, cioè cercare di accompagnare a quella che è in questo momento l'arma indispensabile che abbiamo, che è il vaccino, a tutta una serie di misure che possono permetterci la convivenza con questo virus, dall'intervento sui trasporti pubblici alla questione delicatissima di come i ragazzi stanno poi in aula, perché c'è un tema anche di ventilazione, c'è un tema di classi pollaio e c'è un tema di personale. E non ultimo, proprio per i danni che ha provocato la DAD, c'è anche una questione che va posta assolutamente alle autorità competenti di un intervento maggiore in termini di assunzione di personale dedicato proprio alle questioni che riguardano appunto il benessere psicologico dei ragazzi. Qui è un tema che veramente ci deve interessare perché ne va poi appunto del futuro, insomma, dei nostri ragazzi. Quindi il lavoro da fare è questo, la direzione da prendere è questa, e ripeto, mi fa piacere che quantomeno per chi condivide lo sforzo di questo governo ci sia la condivisione, diciamo, di questa direzione da prendere. C'è un appello importante che è stato fatto in questi giorni, qualche giorno fa era in conferenza stampa con il governatore Zaia, che ha ribadito questo appello, la dottoressa Evelina Tacconelli, direttrice delle malattie infettive di Verona, membro del CTS regionale, ed è un appello che viene fatto di fatto al governo, cioè che la politica ricalibri le sue decisioni sul fatto acclarato che molta gente si è vaccinata
vaccinate, cioè che i casi positivi devono essere riconsiderati. Noi siamo abituati a raccontare di tantissimi casi positivi, ogni giorno una positività più forte rispetto all'anno scorso, perché la variante Omicron è molto più contagiosa ma ha effetti diversi sui vaccinati. Insomma, ci sono tantissimi vaccinati che pur essendo positivi non devono essere considerati casi sanitari, perché come sappiamo l'effetto ad esempio della Omicron sui vaccinati, l'ha detto la dottoressa Tacconelli, è poco più di un'influenza. Che la politica non debba farsi prendere dal panico di vedere un numero così elevato di contagiati e tale da prendere decisioni anche molto, molto forti sul testing, sullo screening, ad esempio sulla scuola. Siete d'accordo che debba essere cambiata dalla politica il concetto, le decisioni devono basarsi anche su questa importante novità rispetto all'anno scorso, cioè che i vaccini consentono di combattere il virus in modo diverso e quindi tanti casi positivi non devono essere considerati casi sanitari? Zorzi. Sì, è quello che ho detto prima, nel senso che noi stiamo entrando in una fase che è quella per forza di cose di convivenza con il virus, che grazie alla diffusione insomma del vaccino, quindi al fatto che molte persone sono immuni, si stanno immunizzando, ha perso forza. Ripeto, se noi prendessimo i dati attuali e li comparassimo a quelli dell'anno scorso, senza vaccini a quest'ora avremo il totale tracollo del sistema sanitario e oltre a, ripeto, un calcolo incredibile di decessi. Quindi in questo momento noi dobbiamo cercare, lo ripeto, come forze politiche, come istituzioni a tutti i livelli, di garantire ai cittadini e alle persone le condizioni migliori per poter convivere con questo virus, in attesa che se ne vada del tutto, che si riduca a una banale influenza, cosa che ancora non è, perché è inutile che anche qui ci giriamo tanto attorno. Insomma, la pressione negli ospedali c'è ancora, molto di questa pressione è dovuta al fatto che abbiamo ancora persone che hanno deciso di non vaccinarsi, e in questo va, diciamo, in questa direzione va la decisione del governo di instaurare progressivamente un obbligo vaccinale che, ripeto, deve essere comunque l'orizzonte da raggiungere, insomma il traguardo da raggiungere, se vogliamo veramente rendere endemico questo virus e quindi renderlo di fatto non pericoloso per la vita delle persone. Zorzi e Boff. Ma il nemico che noi stiamo affrontando, come ho detto, la situazione è in evoluzione. Ora ci sono i vaccinati, cambiano anche un attimino le caratteristiche del virus, quindi mentre noi prima ragionavamo con una malattia che chi la contraeva aveva altissime probabilità di finire in ospedale, aveva altissime probabilità di sviluppare forme gravi e diciamo sintomi gravi al virus, oggi invece abbiamo una realtà in cui abbiamo tanti vaccinati, molti dei quali reagiscono in maniera, come ripeto, quasi come un'influenza, quindi proprio a volte la malattia si tratta non solo per il tipo di malattia, ma anche per i sintomi che sviluppa, soprattutto se si tratta di un'influenza. Il Covid è un coronavirus, è un virus influenzale, quindi se i sintomi sono forti il problema c'è, se i sintomi sono blandi il problema si riduce a quello di una normale influenza. Non va sottovalutato il Covid, perché abbiamo visto cosa ha prodotto, quindi assolutamente non sottovalutare, ma andare anche con strategie e con azioni come se fosse il virus che noi conoscevamo prima e nella situazione in cui eravamo prima, è assolutamente cosa sbagliata. Secondo me la cosa veramente in questo momento da tenere in considerazione, ma non sono né un virologo né gestisco l'apparato sanitario, ma da cittadino dico noi dobbiamo sorvegliare la parte di ospedalizzazione, cioè noi dobbiamo poter garantire la sanità ai cittadini, e quindi dobbiamo capire nel momento in cui il numero dei contagi porta a un numero elevato di ospedalizzazioni, lì dobbiamo cominciare ad agire preventivamente, ma andare a intercettare esclusivamente i contagiati, cioè
come diceva giustamente la dottoressa, cioè chi è vaccinato e viene contagiato probabilmente nel 90% dei casi sviluppa i sintomi di una normale influenza, quindi è assolutamente inutile andare ad agire con le bombe atomiche per risolvere un problema di questo tipo. Probabilmente questa persona si farà un giorno a casa con un po' di mal di testa e un po' di raffreddore e poi il giorno dopo può tornare tranquillamente a lavorare se nel frattempo o appena si è negativizzata. Quindi affrontare allo stesso modo, cioè i criteri vanno cambiati. Se voi ricordate, anche rispetto alla prima pandemia i criteri si erano modificati, perché mentre noi inizialmente ragionavamo solo in termini di contagiati, quindi il contagio era il parametro assoluto, perché noi dovevamo anticipare il fatto che la gente arrivasse in ospedale, quindi il primo dato che io avevo a disposizione era il contagiato, perché quando io avevo il dato dell'ospedalizzato per me era già troppo tardi. Oggi già diciamo con la seconda fase della pandemia, quando sono cominciate le vaccinazioni, il dato non era più quello del contagiato ma dei posti letto disponibili, cioè i posti in terapia intensiva disponibili erano quel dato che facevano mutare la situazione di una regione piuttosto che dell'altra. Poi l'altra considerazione che va fatta è che l'impatto che ha magari la pandemia in una regione piuttosto che nell'altra non è uguale dappertutto, perché mentre noi vediamo che comunque in Veneto la situazione sta reggendo, vediamo che in Campania ad esempio la cosa sta un po' sfuggendo di mano, però anche lì l'Italia è proprio lunga e stretta e quindi va lasciata anche poi nell'autonomia dei governatori il saper individuare qual è la problematica in quella zona specifica e magari poter intraprendere delle azioni specifiche a seconda di come è anche lì la macchina sanitaria e di come sono le problematiche in quel luogo, perché come ripeto non è dappertutto uguale. La situazione degli ospedali e mi rilascio anche all'argomento di questi giorni, la situazione degli ospedali nonostante lustri e lustri di Cassa del Mezzogiorno, la situazione degli ospedali nel sud è ancora quella che è e quindi non si vede materialmente la quantità di fondi che è stata investita in queste regioni, mentre invece dove si è cercato di essere un po' più virtuosi e di gestire un po' meglio le risorse messe a disposizione, la sanità ha ancora delle strutture che riescono a garantire i cittadini. Poi c'è la questione dell'obbligo vaccinale over 50 che di fatto è operativo da ieri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e poi ci sarà dal 10 febbraio l'obbligo di Super Green Pass per gli over 50 al lavoro. Zorzi, il PD chiedeva qualcosa di più rispetto agli over 50, si è raggiunto il compromesso di questa fascia d'età e poi ha fatto un po' così riflettere in questi giorni anche la lettera degli anestesisti e rianimatori, insomma i medici impegnati nella prima linea contro il Covid, come dire, indignati della misura di 100 euro di multa, come a dire il nostro impegno, tutta la nostra battaglia che abbiamo fatto vale appena 100 euro. Lei cosa dice? Sì, qualcosa di più si poteva fare, senz'altro. Noi come Partito Democratico, e non solo noi, mi sembra che anche altre forze politiche dell'attuale maggioranza di governo lo chiedono da tempo, insomma, l'introduzione di un obbligo vaccinale vero e proprio. Detto questo, io cerco di essere ottimista e fiducioso e quindi vedo in questa l'introduzione di questo obbligo, di questa norma, diciamo l'inizio di un percorso che porterà, mi auguro, in tempi rapidi ad un appunto completo obbligo vaccinale. In fin dei conti l'introduzione del Green Pass rafforzato, l'obbligo vaccinale esteso a categorie di lavoro progressivamente più ampie, fino ad arrivare appunto all'obbligo vaccinale per gli over 50, sta a indicare proprio questa strada, cioè quella di portare progressivamente il Paese verso una immunizzazione totale, che abbiamo visto essere l'unico modo in questo momento per poter rendere appunto rendere poco pericoloso il virus, non assolutamente innocuo purtroppo. Però questo è il
vaccino è la condizione necessaria, non è sufficiente, e per questo appunto torno a quello che dicevo prima, nel senso che se noi dobbiamo iniziare a ragionare in termini di convivenza con questo virus, è evidente che la base di partenza è il vaccino, cioè vaccinare la popolazione, quindi una campagna di vaccinazione che sia veramente di massa, come sta andando avanti adesso, però è ovvio che ci sono delle sacche ancora di resistenti che in qualche maniera devono capire, insomma, che ne va della salute propria e dei propri cari, della propria comunità. Quindi il vaccino è la condizione necessaria, non sufficiente, perché adesso proprio in un'ottica di convivenza noi dobbiamo mettere mano a tutta una serie di misure che permetteranno alle persone di poter fare le loro cose, tornare alla normalità convivendo con questo virus, il che vuol dire cioè che non è che domani smettiamo improvvisamente di indossare le mascherine o superiamo i limiti imposti dal distanziamento fisico. La convivenza implica questo, ma implica anche degli interventi strutturali importanti nei vari settori della società. Insomma, parlavamo prima della scuola, e quindi la scuola è importante che ci sia un intervento in termini di integrazione di personale, di interventi appunto strutturali sulle aule e sulle infrastrutture, così come a livello nel mondo della produzione è importante mettere in sicurezza le linee di produzione, insomma dedicare i prossimi mesi a un lavoro in questi termini, cioè per permettere appunto alle persone di poter tornare alla normalità sapendo che comunque attorno a noi continuerà a circolare questo virus. Partendo proprio dal discorso dell'adeguamento delle strutture, delle aule, eccetera, vorrei invitare anche il collega Zorzi a far presente ai suoi rappresentanti, anche al governo, che se noi però le risorse che destiniamo, ad esempio sul PNRR, per risolvere i problemi delle scuole, per adeguare le aule, per mettere in sicurezza i nostri edifici, eccetera, li destiniamo tutti a regioni che hanno meno alunni, meno popolazione e, fra virgolette, li togliamo poi alle regioni che dovrebbero avere, che hanno il numero maggiore di popolazione, quindi di conseguenza il numero maggiore di studenti, il numero di edifici maggiori da adeguare, e poi vediamo che tutti i soldi vanno al sud, quando la Campania riceve 4 volte, 5 volte i fondi che riceve il Veneto, allora a quel punto io mi dico: ma con quali soldi risistemiamo queste scuole? Cioè, vogliamo capire che l'Italia, gli italiani sono tutti uguali, perché se non capiamo questo diventa difficile poi andare agli amministratori locali e dirgli: no, devi sistemare la scuola. Sì, ma se i soldi dati a Napoli, a Treviso fai fatica a sistemare le scuole. Allora facciamo così, facciamo rispondere a Zorzi dopo la pubblicità e poi risponde. Pubblicità. Di nuovo in diretta, allora la replica di Giovanni Zorzi a Gianangelo Boffi, insomma il tema è quello dei fondi negati ai comuni nel PNRR. Zorzi. Invito il collega Boff a riferirsi al suo capo delegazione al governo, quindi non a me, nel senso che loro sono al governo al pari del Partito Democratico, quindi penso che queste istanze le possa tranquillamente trasmettere ai suoi prima che, insomma, che a me. Detto questo, si sono pronunciati, non ho sentito voce in merito da parte del PD. Ma allora distinguiamo le due cose, cioè distinguiamo le cose. Se è un intervento polemico in riferimento all'ultimo bando sulla rigenerazione urbana, quello lo possiamo tranquillamente affrontare e vengo poi a dire un po' quello che è il pensiero mio, insomma, del partito che rappresento. Sul tema invece della scuola, io credo che in generale possiamo dire che se il Sud Italia raggiungesse gli standard scolastici ma anche infrastrutturali, sociali del Nord, sarebbe un favore anche al Nord stesso, e credo che sia questa la filosofia alla base dell'allocazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che risponde tra l'altro a una percentuale stabilita dall'Europa, cioè da chi ci eroga questi contributi. Quindi non è la sorpresa delle ultime ore, sapevamo sin dall'inizio che una parte di questa mole di denaro sarebbe andata a sostenere i territori e le comunità più in difficoltà, perché obiettivamente a me di fare la polemica tra nord e sud francamente mi interessa fin là, a me interessa che il sistema paese possa risollevarsi
e con esso anche insomma l'Europa, quindi a me interessa questo perché è il sistema paese che fa poi e il sistema Europa che fa poi contenti i nostri imprenditori, i nostri artigiani, non certo le polemiche appunto tra le varie parrocchie. Detto questo, sul bando rigenerazione urbana, su cui ho sentito parlare tanto in questi giorni, però attenzione, anche qui nulla di nuovo, nel senso che il bando è uscito a inizio del 2021 se non sbaglio, la scadenza era del 3 giugno, si sapeva dall'inizio che il criterio principale preponderante era l'indice di vulnerabilità materiale e sociale e su questo si sono poi valutati i progetti, tant'è vero che appunto alcuni territori del nord hanno avuto i loro progetti premiati proprio in relazione a quello che è l'indice di vulnerabilità sociale e materiale, penso appunto qui in provincia di Treviso, a Conegliano, a Montebelluna. Per il resto si sapeva insomma che sarebbero andati in misura preponderante al sud, proprio per le finalità che ha l'erogazione di questi denari, cioè quello di finanziare progetti appunto per rigenerare situazioni che sono situazioni abbastanza di degrado, di disagio sociale, insomma urbano e quant'altro. Quindi non vedo anche qua polemica, piuttosto cerchiamo adesso due cose, cerchiamo adesso di lavorare su due aspetti, su due fronti. Uno è fare in modo che questi soldi che vanno al sud vengano spesi bene per i problemi dell'Italia così e in queste condizioni. È 50 anni che usiamo questo sistema. Facciamo in modo adesso che i soldi che adesso sono andati al sud e che andranno al sud vengano spesi bene per i progetti appunto presentati, che ci sia un monitoraggio costante, che i soldi pubblici vengano spesi appunto nel modo corretto. E seconda cosa molto più rapida è cerchiamo adesso di lavorare su quell'avanzo di 900 milioni per fare in modo che i progetti che comunque al netto dell'indice di vulnerabilità materiale e sociale comunque avevano dei punteggi importanti, comunque erano riconosciuti con alta qualità, vengano in qualche maniera finanziati. Credo che sia questo adesso il lavoro nell'immediato da svolgere se vogliamo effettivamente non perdere l'occasione che ci viene offerta da questi soldi, insomma. Bof, voleva dire qualcosa, poi le volevo chiedere una cosa specifico del Carroccio. La ritiene soddisfacente come risposta? Peraltro il ministro D'Incà ha detto insomma i progetti già cantierati non si fermeranno. Io dico che il criterio unico e ultimo è quello dell'equità, e l'equità è rappresentata dal numero dei cittadini, dal numero di abitanti. Se poi pensiamo che iniettare risorse percentualmente al sud dia risultati, mi sembra che negli ultimi 50 anni non ne ha prodotti granché, quindi lo trovo assolutamente un esercizio inutile. Secondo me se ci sono problematiche specifiche vanno affrontate specificatamente e non con dei bandi di carattere generale che faranno arrivare dei soldi a pioggia che poi probabilmente l'Europa si preoccuperà poco, perché la preoccupazione non è tanto dell'Europa. L'Europa stanzia i fondi, l'Europa dice se i lavori non vengono fatti come dovrebbero essere fatti o se non vengono rendicontati come io ti ho detto, Italia non c'è nessun problema, semplicemente me li restituisci. Quindi la collettività sarà costretta probabilmente in molti di questi progetti a restituire soldi per opere che non sono state realizzate male, non verranno rendicontate come di solito accade. Quindi sinceramente non ho tanta fiducia quanta ne ha il collega Zorzi sul destino di questi fondi. Posso chiedere una cosa? Sì. Prego. Cosa diversa è se noi ragioniamo sui bisogni. I bisogni vengono sviluppati all'interno di una società civile, vengono sviluppati dagli individui, ove vi sono più individui e devono essere erogati più servizi, ovviamente devono essere destinati il maggior numero di risorse, punto. Cioè non è che ci voglia tanto per... Allora, questo tema qui, il tema anche dei fondi negati, è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare dell'onorevole della Lega Giuseppe Paolin, però a quanto si dice, insomma, si vocifera all'interno del Carroccio, ci sarebbe un po' di fastidio sulla mancata presa, diciamo, di posizione forte da parte della Lega che sta al governo, della Lega Romana, di questa battaglia portata avanti da Mario Conte, insomma dalla Lega del Territorio, e questo fa un po' il paio con la questione che sta insomma investendo l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè in questi giorni sotto procedimento disciplinare dal federale per le sue dichiarazioni forti su Salvini, insomma sulla quella che lui ha definito insostenibile ambiguità sui vaccini. Che succede? Non scendo nelle polemiche, ovviamente non commento le polemiche, io dico solo una cosa.
Lo stesso Alberto Stefani, che è il responsabile regionale del partito, ha depositato una mozione che metterà al voto la questione proprio legata al fatto della destinazione di fondi sulla generazione urbana. Quindi voglio dire, tutto il partito si è mosso, magari è ovvio che la base in genere è un po' più rumorosa, mentre chi si trova a dover essere al governo deve cercare comunque di agire in altro modo e con altro linguaggio. È normale, è pacifico in ogni movimento così. Sicuramente dà il senso di un modo di gestire le cose che in realtà a livello romano non è cambiato e probabilmente non cambierà mai. Lei che conosce bene Tony Darè, insomma, il suo carattere è molto forte, insomma, non ha mai lesinato sulle dichiarazioni forti, ma rischia davvero, secondo lei, l'espulsione dal partito? Ma questo non lo so, non spetta a me giudicarlo, ovviamente c'è, per il ruolo che ricopre la questione verrà discussa al federale, perché proprio trattandosi di un europarlamentare, per il ruolo sicuramente a volte magari Tony è sicuramente nel commentare le cose a volte va anche un po' oltre, insomma. Lo ha sentito? Com'è? Lo ha sentito in questi giorni? Ma ci siamo sentiti velocemente per altro motivo, è ovvio che a volte magari i commenti, soprattutto se lasciati a mezzo stampa, poi magari non è che aiutino un granché nella soluzione dei problemi, bisogna cercare di... e dall'altra parte è anche vero che bisogna riaprire un po' di più la discussione su alcuni temi che sono sempre cari a noi come Lega, e quindi però, come ripeto, come ho già detto in premessa, cioè gestire questa situazione anche pandemica, vaccini, non vaccini, prima parlavamo dell'obbligo vaccinale, no? L'obbligo della vaccinazione. Noi siamo uno dei paesi culla della civiltà cattolica e cristiana, no? Allora, un paese serio, se introduce un obbligo, deve introdurre un obbligo che è in grado di far rispettare. Far rispettare un obbligo vuol dire che se io dico che è obbligatorio fare il vaccino, chi non si vaccina vado a casa con i carabinieri, lo ammanetto, forzosamente lo porto al centro vaccinale e forzosamente lo vaccino. Secondo lei, secondo voi, secondo i telespettatori a casa, una soluzione di questo tipo è praticabile nel nostro paese, oppure il primo che poi noi andiamo a prendere a casa e portare forzosamente al centro vaccinale viene fuori una baraonda che il giorno dopo non si vaccina più nessuno? Perché secondo me l'Italia non è il paese in cui si può poi arrivare, e se io introduco un obbligo che poi non sono in grado di far rispettare, non sono serio come Stato, dimostro poca serietà come Stato. Cioè, io sono favorevole al fatto che la gente si vaccini, io ho la terza dose e bisogna cercare il più possibile di convincere la gente a vaccinare. Però in linea di principio io dico, se lo Stato mi obbliga a fare qualcosa, o l'obbligo poi viene fatto rispettare e lo Stato è in grado di farlo rispettare, altrimenti se io introduco un obbligo che dopo non sono in grado di far rispettare, semplicemente scredito quella che è l'autorità e l'autorevolezza di uno Stato, di un paese. Questo è il mio ragionamento. Oltre al fatto che se poi non riesco a farlo applicare, logicamente divento ancora più debole nei confronti di chi sostiene una tesi diversa dalla mia. Il mio ragionamento non è il fatto di obbligare, è giusto che tutti si debbano vaccinare per garantire la salute di tutti, è un interesse comune in questo momento, non è che uno può ragionare per se stesso e basta. Zorzi, in effetti non è... Però, sì. In effetti, cioè, se è un obbligo, se una cosa è obbligatoria, come oggi ci sono 10 tipologie di vaccino pediatrici, 10 tipi di vaccino pediatrico che sarebbero obbligatori, ci sono ancora famiglie che non vaccinano i bambini. Allora, o è obbligo o non è obbligo. Se è obbligo deve essere obbligo però, perché sennò non siamo uno Stato serio. In effetti non è ancora ben chiaro come verrà effettuato il controllo, nel senso che certamente ci sarà l'incrocio di banche dati, delle ASL, e ci sarà ovviamente un controllo a campione, e c'era il discorso che dicevamo prima del per molti è 100 euro di multa sono pochi. È semplicissimo, se io vado a farmi il vaccino, vado a farmi la terza dose e dopo 2 giorni sulla mia applicazione, sul mio telefonino mi arriva il Super Green Pass perché ho ricevuto la terza dose, lei capisce che
è un attimo, certo, voglio dire chiaro. che Ma quindi l'autorità pubblica venga informata di chi è vaccinato e chi non è vaccinato. C'è una banca dati, eccetera. Però poi come concretamente verrà applicata la multa non è ancora ben preciso. Zorzi, comunque, insomma, ecco, il nodo è quello del controllo, è quello che si diceva all'inizio, no? Se ci sarà l'obbligo, poi bisognerà garantire il controllo, ma bisogna farlo seriamente. Assolutamente d'accordo, nel senso che noi abbiamo avuto anche dimostrazione negli anni scorsi che l'obbligo vaccinale a fronte di situazioni emergenziali di epidemia ha funzionato, addirittura l'obbligo della vaccinazione contro il colera nel 73, no? nel sud Italia, quindi è una questione di volontà, riuscire a mettere in campo gli strumenti, le risorse, le forze per fare in modo appunto che questo provvedimento abbia seguito. Detto questo, capisco perfettamente le preoccupazioni e le titubanze, diciamo i timori che sono stati presentati da Gianangelo Boff, mi rendo conto anch'io della difficoltà, anche perché adesso la minoranza ormai questa minoranza consolidata di non vaccinati è una minoranza che sta assumendo i tratti di una certa rabbia ideologica, quindi veramente il rischio è quello di intervenire con la forza. Secondo me la strada da percorrere è quella di un obbligo vaccinale progressivo e quindi la via, l'ha detto anche Boff prima dicendo appunto del Green Pass, la via è quella di procedere con un rafforzamento progressivo del Green Pass in modo tale che le persone si sentano a un certo punto costrette a vaccinarsi. Dopodiché, perché altrimenti non vanno a lavorare, altrimenti non possono portarsi a casa, no, lo stipendio per dare da mangiare ai propri figli o pagare l'affitto. Ecco. Quindi la via secondo me è da percorrere questa sapendo che è inesorabile se vogliamo veramente convivere e quindi poi sconfiggere il virus. Benissimo, grazie allora, grazie a Giovanni Zorzi e grazie a Gianangelo Boff, buona domenica e grazie per essere stati con noi. Gracie a voi. Grazie a tutti, grazie ai telespettatori. Grazie davvero. Allora noi siamo in chiusura, prima però volevo farvi vedere le immagini che ci ha girato il nostro Christian Arboit. Abbiamo fatto riferimento prima al danneggiamento della zona del Covid Point di Casier. Ecco qui vediamo le immagini della zona, il nostro Christian Arboit è andato prontamente a vedere cosa era successo, insomma, con le transenne che sono state buttate nel fossato, spostate, poi adesso sono state rimesse a posto. Qualcuno ha cercato anche di entrare, di utilizzare un estintore. Insomma, l'ennesimo caso di un Covid Point che viene preso di mira, questa volta è il Covid Point di Dosson di Casier. Ne parleremo questa sera nel corso del nostro telegiornale. Siamo davvero in chiusura. Allora, visto che dobbiamo capire cosa succederà nei prossimi giorni, ma anche capire cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime ore dal punto di vista del clima e del tempo, vi lascio allora come sempre al meteo. Vi ricordo alle 19:30 il telegiornale di Treviso. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Perturbazione fredda in arrivo sull'Italia, ma il nostro territorio verrà risparmiato da tale circolazione instabile. Vediamo il dettaglio di domenica 9 gennaio. Sul Veneto cielo grigio e nuvoloso sin dal mattino, tuttavia nelle ore pomeridiane non si escludono anche delle schiarite soleggiate, ma saranno possibili anche occasionali piovaschi, specie sulle zone più centro-meridionali della nostra regione. Temperature stazionarie minime ancora sotto zero, massime comprese invece tra 1 e 4 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità. Anche qui, come vediamo, molte nubi un po' dappertutto. La giornata risulterà piuttosto uggiosa, ma in genere senza piogge. Temperature minime tra meno 5 e 1 grado, massime sui 3-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà possibile qualche parentesi maggiormente soleggiata, neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a meno 2, meno 1 grado, massime sui 4 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.